anzi. Allora, cari telespettatori, per chi si fosse sintonizzato con noi appena adesso, vi ripresento i nostri graditissimi ospiti. Incominciamo da Enzo Sonza, Presidente Consorzio di Bonifica Brenta, grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Maurizio Antonini, Direttore della CIA del Veneto, grazie anche a lei. Grazie a voi e saluti. Roberto Betto, Presidente della CIA di Padova, grazie Buongiorno di essere qui con noi. E poi Giuseppe Panna, Assessore all'Agricoltura della Regione del Veneto. Grazie Assessore di essere qui. Buonasera a lei e a tutti i telespettatori. Allora, situazione dell'agricoltura nella nostra regione, situazione della risorsa idrica acqua, come viene gestita, quali i consorzi di bonifica cosa hanno fatto, cosa devono fare ancora, come si gestisce questo, ma non soltanto, ce n'è da parlare perché l'agricoltura è un settore primario ma veramente importante. Ci sono tante anche domande che ci avete posto voi, io me le sono lette, me le ricordo, quindi le porrò ai nostri esperti, ai nostri interlocutori. Prima di incominciare, siccome c'è stato un recente convegno dei consorzi insieme, qui abbiamo la rappresentanza in modo particolare il Consorzio Bonifica Brenta, vediamo questo servizio per incominciare. Come utilizzare un bene fondamentale come l'acqua potabile senza sprecarla? Tema centrale per l'agricoltura del Veneto, affrontato in un convegno a Palazzo Labbia a Venezia coi vertici dell'ANBI, l'Associazione Nazionale dei Consorzi di Bonifica. Chiaro che la sfida del futuro sarà quella dell'utilizzo razionale dell'acqua. Parecchi investimenti saranno fatti per l'ammodernamento delle reti irrigue e anche per quanto riguarda la costruzione di nuovi bacini che permetteranno di trattenere la risorsa acqua in modo maggiore rispetto al passato. Intanto la nostra regione si prepara ad affrontare la nuova stagione irrigua. L'anno scorso in questo periodo eravamo già in crisi, avevamo già emesso alcune ordinanze, la regione stessa aveva emesso alcune ordinanze. Ad oggi non si ravvedono le situazioni di criticità dell'anno scorso, però è ancora presto per poter dire che abbiamo superato la stagione. E sull'innalzamento dei valori di deflusso ecologico, dunque più acqua nei fiumi, stabiliti dall'Unione Europea e sperimentati sul Piave, l'Ambi Veneto ha una posizione netta. È corretto pensare a dei fiumi che abbiano più acqua, ma è corretto pensare che un territorio non stia e non subisca troppo questa centralità dei fiumi. Allora, Assessore, vorrei cominciare un po' commentando queste considerazioni che sono state fatte, perché due sono gli aspetti interessanti. Da una parte le criticità superate oppure no, gli investimenti e poi l'ammoderamento delle reti irrigue, come la vede? Beh, io da assessore anche oltre all'agricoltura alla bonifica, perché ho anche queste tutte e due le deleghe. Non abbiamo messo tutte le deleghe in fila, ma effettivamente. Insieme in fila oggi. Intanto il saluto il Presidente Sonza e il Presidente della CIA, gli amici della CIA Roberto Betto, in cui l'anno scorso ci siamo trovati spesso con le categorie agricole e i consorzi di bonifica per risolvere la criticità della siccità. Quest'anno, oggi, stamattina, ho preso un bel acquazzone, è un periodo, quest'anno invece abbiamo il contrario, un'estate, primavera-estate molto piovosa, quindi al tempo non si comanda, ma ci vuole la programmazione delle opere e la programmazione degli interventi sia da una parte sia dall'altra, quindi noi come Regione Veneto ci siamo anche spesso e volentieri posti il tema di avere delle riserve d'acqua importanti in montagna e nella alta pianura soprattutto, quindi dove c'è anche il problema poi dell'attingimento in falda, e allo stesso tempo comunque riuscire ad avere la sicurezza idraulica delle nostre città. Questo è il compito dei consorzi di bonifica. Quando io sono arrivato nei consorzi, ho avuto la delega 3 anni fa, la situazione era di tante opere in corso che sono state comunque chiuse e pagate, soprattutto perché poi c'è anche il discorso finanziario, avevamo più di 60 milioni di opere da completare, quindi in questi 3 anni c'è stato veramente un enorme lavoro dei consorzi di bonifica. Io ringrazio tutti i presidenti, i direttori, però anche le maestranze, i lavoratori, perché poi mantengono anche, oltre a costruire nuove opere, per la messa in sicurezza del Veneto. Ricordo dopo l'alluvione del 2010 il lavoro fatto dalla Regione sulle casse di espansione, sulla difesa anche dei torrenti minori rispetto ai grandi fiumi, che quelli era una rete veramente molto in crisi che ha messo in ginocchio città come Vicenza, come Verona stessa e altre. E quindi la messa in sicurezza dei piccoli fiumi che sono magari interposti tra i grandi, e naturalmente la grande opera di manutenzione costante e quotidiana che viene fatta su questa rete che noi ereditiamo da una grande storia della bonifica che parte dall'epoca della centuriazione romana, passando per i Benedettini, arrivare alla mitica Repubblica di Venezia, che ci ha veramente regalato in Veneto una rete
mirabile di rogge, di scoli, di canali, deviazioni addirittura di fiumi. Qui è stata fatta la storia della bonifica, è stata fatta in Veneto con grandi ingegneri e gli olandesi, ad esempio, che sembrano che abbiano strappato le terre dal mare, sono venuti a copiare quello che hanno fatto i nostri veneziani. Quindi a noi su questo tema veramente storicamente e tecnicamente ci insegnano in pochi. Diciamo che mancano le risorse a volte per fare delle opere strategiche importanti, perché i nostri consorzi, quando ci riuniamo, mi mostrano quest'anno avevamo 149 milioni di progetti pronti e cantierabili per la messa in sicurezza del Veneto, per portare acqua all'irrigazione, alle campagne, all'agricoltura, e è chiaro che la Regione non li ha a disposizione. Noi stiamo aspettando anche le risorse del piano irriguo nazionale, dove c'è questo grande piano che dovrebbe dare risorse alla nostra regione oltre alle altre, ma è ancora bloccato in parte al Ministero, fermo, cioè si stanno facendo tutta una serie di valutazioni tecniche, 3 anni che li aspettiamo sti soldi, quindi chissà che sia la volta buona col nuovo Ministro che dia il via, perché ne abbiamo veramente bisogno. E detto questo, però, abbiamo messo in moto intanto in Regione il piano irriguo regionale. Che cos'è il piano irriguo regionale? Oltre a quello nazionale, sono le opere, delle opere che vanno comunque finanziate sempre attraverso la rete dei consorzi. La Regione mette a disposizione, quest'anno abbiamo messo a disposizione 4 milioni circa, per le opere di appunto irrigazione, di implementazione dei sistemi irrigui, delle canalizzazioni, delle sistemazioni, di messa in sicurezza arginali, eccetera. Non è una grandissima cifra, quello è quello che abbiamo comunque iniziato in questo bilancio nuovo, e io spero che venga sempre finanziato anche nei prossimi anni, perché stiamo mettendo già proprio un piano di interventi che sarà redatto insieme ai consorzi di bonifica per arrivare in tutti i territori del Veneto, in quelle opere mirate che possono essere a bisogno del sistema, non so, un impianto irriguo per risparmiare acqua, come una idrovora per mettere in sicurezza, non so, l'abitato di X paese o di una città. Quindi opere che sanno benissimo i consorzi dove servono, che loro progettano con i loro uffici tecnici, e che comunque l'unico veramente problema è dare olio, quindi finanza a tutto questo sistema. Noi lo stiamo facendo e speriamo di fare cosa buona. Ecco, io le chiedo, dopo sentirmi parlare appunto anche del Presidente del Consorzio cosa ci dice e gli altri presenti, volevo chiedere a questo proposito, con la compagine che si è venuta configurando di governo, con le presenze anche venete, di esponenti peraltro della Lega, eccetera, che cosa auspicate e realisticamente, se non succede un patatrac, che dopo, di no, dai, la fatica. Esatto, che possa avvenire per quel che riguarda il settore agricoltura? Guardi, noi siamo in agricoltura, siamo abituati a fare le filiere, quindi dove si parte dalla produzione per arrivare alla trasformazione, e stavolta abbiamo fatto la filiera politica, quindi abbiamo qui in Veneto il sottoscritto e il Presidente Zaia, che di agricoltura ne sa sicuramente più di qualcun altro, alle mani in pasta. E alle mani in pasta e le scarpe sporche di terra, come piace dire a lui, e naturalmente abbiamo poi avuto il nostro sottosegretario di agricoltura che è Franco Manzato, e abbiamo il ministro Centinaio che è di Pavia, quindi c'è una filiera politica verde come i campi, ma nello stesso tempo per cercare di risolvere anche tanti problemi che nel Ministero sono fermi da parecchio tempo. Guardi, io sono l'assessore anziano di quelli della Lega, dell'agricoltura, poi è arrivato l'amico del Friuli, la Lombardia è andata al rinnovo, e la Liguria, quindi siamo noi 4 un po' della stessa filiera, ma i problemi che sono a Roma sono problemi comunque a cui bisogna mettere mano velocemente. Ci sono tanti finanziamenti, come ad esempio quello del piano irriguo, bloccati, abbiamo la questione Agea, che ben sanno i nostri amici agricoltori, dove anche lì ci sono grandi finanziamenti, soprattutto sulle assicurazioni, che noi aspettiamo da anni che vengano date ai nostri agricoltori, che vengano risarciti. Sempre da Roma, quindi il blocco è sempre perché lì. Poi ci sono queste questioni aperte, e non altro anche l'organizzazione stessa di alcuni decreti che negli ultimi 3 mesi sono stati buttati lì e che hanno messo un po' in fibrillazione il nostro sistema veneto, che è un sistema più autonomo rispetto a quello romano. Infatti volevo chiederle.
Noi abbiamo un sistema sia per quanto riguarda i bandi del piano sviluppo rurale, sia per quanto riguarda i pagamenti della PAC e quelli comunque anche di questi bandi del secondo pilastro del PSR, che vengono gestiti in casa, quindi li costruiamo noi, siamo autorità di gestione, e allo stesso tempo abbiamo la nostra agenzia dei pagamenti che è attualmente la prima per velocità in Italia dopo Bolzano, che è una piccola provincia, e seconda in Europa, per cui i nostri agricoltori sono abituati ad avere diciamo, i contributi e quello che li spetta in 45 giorni. Noi abbiamo sviluppato quest'anno, negli ultimi 2 anni, 27.000 domande di contribuzione nel mondo agricolo con pagamento in 45 giorni, e costruito veramente un pagamento quasi di 400 milioni rispetto al piano di sviluppo rurale, che ricordo è di 1 miliardo e 160 che noi dobbiamo dare entro 5 anni, che sono appunto finanziamenti europei, statali, e poi c'è il confinanziamento regionale di 262 milioni. Questo mi fa capire che sostanzialmente una maggiore autonomia regionale nel settore agricoltura non cambierebbe le cose, tutto sommato. Guardi, nelle competenze, 23 competenze che sono tra Stato e Regioni, noi siamo già al 70% più o meno come percentuale in autonomia, diciamo, di scelta. L'altro 30% magari si arriva con il giusto contributo economico. Io penso che potremo avere il giusto responso anche per i nostri agricoltori. Faccio solo l'esempio della regione autonoma Friuli. Il collega agricoltura ha a disposizione, oltre al PSR che ho detto prima, dei bandi che sono ormai fissati, a disposizione circa una 50ina di milioni personali, chiamiamoli tra virgolette, per interventi puntuali. Non sono poca cosa. Che non è poca cosa, cioè, non so, puntuali significa c'è la crisi di una filiera come quella della barbabietola, vedi quella del mais, eccetera, fa un intervento straordinario di sostegno alla cultura, eccetera. Io ne ho 4. E quindi con questi 4 milioni sono le emergenze. Barcameni a fare qualcosa, però ormai c'è un'emergenza fitosanitaria, c'è l'aviaria, abbiamo tanti problemi legati a qualche insetto che arriva, la cimice asiatica, cioè non potremmo stare qui a parlare fino a domani mattina dei problemi dell'agricoltura, ma alla fine devi investire per o il sostegno oppure una moria come è stata quella del kiwi. Noi siamo intervenuti, sì, ma è sempre molto poco rispetto alle aspettative. Perfetto. Regione Veneto, quindi tocca a lei, direttore Antonini, rispetto a quello che diceva appunto l'assessore. Sì, beh, innanzitutto AGEA va chiusa, via, nel senso che noi non accettiamo... Allora, AGEA, aspetti un secondo perché ce la spieghi per chi non avete lavori, che cos'è l'AGEA? Cos'è no, ma l'ha spiegato bene l'assessore. AGEA è l'Agenzia Nazionale dei Pagamenti, che equivale alla VEPA nel Veneto, ma AGEA ha funzioni pubbliche. Noi ci rapportiamo con AGEA su alcuni aspetti, quelli delle assicurazioni e altre pratiche del mondo agricolo, e hanno tempi biblici rispetto alla VEPA dove noi siamo abituati a lavorare in simbiosi. Quindi AGEA è uno strumento oggi che costa tantissimo alla pubblica società, e quindi per noi va chiusa, va eliminata. Ovviamente poi dovrebbe essere ripensata nei termini e nei modi giusti. Cosa invece che il governo intelligentemente, lo dico in maniera ironica, prima della sua decadenza ha approvato una norma di riorganizzazione. Sì, la salvava, doveva salvare qualcosa. Sì, ha riorganizzato, la sua norma della riorganizzazione, in questa nuova normativa praticamente include all'interno di AGEA anche la VEPA, e quindi per noi questa è la prima opera che il nuovo ministro... quindi voi rischiate che anche con il discorso dei soldi di AVEPA prendano lo stesso andazzo di AGEA? Sì, se questa norma va avanti probabilmente sì, perché se poi noi dobbiamo rapportarci con AGEA, evidentemente il mondo agricolo sicuramente sarà in grosse difficoltà. Detto ciò, vorrei ritornare sulla questione dell'acqua, perché per noi è un elemento sicuramente importantissimo. L'agricoltura ha bisogno di acqua, e acqua sana, ma non ha bisogno solo l'agricoltura, ha bisogno anche i cittadini. Camazzole. Camazzole è un paese che è vicino a Carmignano di Brenta e che oggi, tra poco, penso già in questo periodo, mette in uso 5 pozzi per il prelevamento dell'acqua sull'acquedotto Veneto.
che è una cosa importantissima, perché l'acqua è un bene comune e nel momento in cui noi abbiamo nell'Alta Padovana acqua buona è giusto che questa sia a disposizione di tutta la comunità. Dobbiamo però preoccuparci anche della falda, dobbiamo anche preoccuparci da dove viene pescata quest'acqua. Oggi la falda continua negli ultimi anni a ridurre la propria capacità, quindi noi oggi, il mondo politico, il mondo delle organizzazioni deve fare quelle politiche per cercare di rimpinguare la falda, cercare di aumentare questa falda. E quindi il Consorzio di Bonifica Brento ancora 12 anni fa, insieme alla Regione Veneto, insieme ai comuni rivieraschi, hanno presentato un progetto Democrito, che permetteva e dà la possibilità, nel momento nella sua completa realizzazione, di innescare, di immettere acqua nella falda e quindi per dare poi la possibilità a tutti l'utilizzo. Questo progetto oggi, per una questione anche economica, vale circa 40 milioni di euro nella sua completezza, oggi è in fase di realizzazione. Chiediamo alla Regione che ci sia una forza spinta perché questo sia realizzato in maniera tale da dare la possibilità poi di pescare acqua buona. Poi che dire al nostro assessore? No, andiamo per capitoli perché dopo se no a digerirli e anche a comprenderli tutti. Io volevo soltanto chiedere una precisazione, sì. Visto che ha parlato di provincia di Padova, questi nuovi pozzi di Sì. prelievo, la problematica che presentano qual è? No, non c'è nessuna problematica, nel senso che ovviamente la Regione Veneto nella loro politica ha messo in rete a livello Veneto l'acquedotto Veneto e quindi dà la possibilità, mettendo in rete tutti i vari acquedotti che ci sono a livello regionale, di mettere la possibilità di dare acqua a questi acquedotti. Quindi oggi la Regione, meglio, gli acquedotti a Camazzole prelevano ulteriormente dell'acqua sulla falda, dove che l'acqua è buona, insomma, sostanzialmente. Quindi noi non siamo per dire no a questo, perché ovviamente noi pensiamo che l'acqua, come detto, è un bene comune e va utilizzato per tutti. Cerchiamo però di aumentare le falde nel momento in cui l'acqua viene prelevata. Perfetto. E quindi dobbiamo immettere dell'acqua buona, presumibilmente quando si presenta. Perfetto. Adesso giro appunto la stessa domanda in modo che la vediamo insieme, però prima andiamo un attimo in pubblicità così abbiamo più tempo e anche poi di completare appunto con voi il giro. Pubblicità, pochi secondi.